Prima di passare ai definitivi, abbiamo avuto pochi secondi fa i definitivi del Comune di Venezia per le regionali, quindi 580 sezioni su 580, può partire un'altra intervista realizzata sempre dal collega Stefano Masini con il segretario provinciale della Democrazia Cristiana Piero Pignata. Via il riflesso filmato. Siamo nella sede della Democrazia Cristiana, da qui il nostro primo intervento oggi pomeriggio, siamo in tarda serata ancora con il segretario provinciale Piero Pignatta. Cominciamo dai dati regionali, proiezioni Docs, la DC perderebbe quasi il 5%. Che cosa paga la Democrazia Cristiana del Veneto? Come ho detto all'inizio, quando ci siamo parlati dei dati complessivi degli elettori, conviene aspettare i risultati definitivi, perché ho visto che le proiezioni sono partite accreditando la Democrazia Cristiana del 32 e già con le proiezioni Doxa ultime siamo sul 33, quindi può darsi che anche lo spostamento dell'1% ci possa essere e sia significativo. In ogni caso c'è una tendenza al calo. Per tornare al discorso del calo, non c'è dubbio che la Democrazia Cristiana nelle zone del nord, segnatamente la Lombardia ma anche nel Veneto, ha avuto un calo, e io in campagna elettorale l'avevo, non dico preannunciato o previsto, ma avevo appuntato l'interesse e il richiamo agli elettori sul tema del localismo e sul tema del corporativismo. Quando noi in una fase come quella attuale della società italiana non ci rendiamo conto, gli elettori non si rendono conto che privilegiare le lighe o privilegiare le componenti corporative significa non affrontare un disegno di sviluppo complessivo che tenga conto di tutte le esigenze, di tutte le componenti sociali, non si dà nessun contributo alla crescita di una comunità e alla soluzione dei problemi. Quindi lei giudica piuttosto in modo non positivo questa crescita anche degli stessi Verdi? Ecco, sui Verdi il discorso è un po' particolare, perché il problema dei Verdi va affrontato in modo diverso, cioè nella misura in cui i Verdi rappresentano esigenze reali, vanno analizzate, vanno ricomprese, poi alla fine peraltro anche per i Verdi vale lo stesso discorso, cioè l'importante non è denunciare in questa società trevigiana, l'importante in questa società trevigiana è risolvere, non denunciare. Allora, il sottolineare in continuazione elementi localistici, elementi corporativi, elementi di denuncia, significa disarticolare la possibilità che le forze politiche risolvano i problemi. Io ho sentito un po' il Partito Comunista dire: ma noi abbiamo analizzato la crisi dei partiti, tant'è che noi vogliamo cambiare il nostro partito. Dovremmo cominciare a dire una cosa importante, che se è andato in crisi il comunismo reale e quindi l'ideologia comunista che sottendeva a questa costruzione istituzionale e del partito unico, della dittatura del proletariato, dell'egemonia della classe operaia, non c'è assolutamente una corrispondenza analoga di crisi delle ideologie di partiti come il nostro. Il nostro partito, in fondo, mantenendo il 33% secondo le proiezioni Doxa ultime, migliora rispetto alle europee. Migliorando rispetto alle europee ha una sua forza per la quale il divario col Partito Comunista è sempre più consistente. Allora che cosa intendo dire io? Se ha una forza come quella della Democrazia Cristiana, che è trainante, che ha un ruolo guida, che ha la possibilità realmente di essere solidaristica, interclassista e pluralista, non si dà la forza che le compete e si sfugge verso il localismo e verso il corporativismo, non si aiutano le istituzioni politiche a risolvere i problemi, non si aiutano le forze politiche a guidare il rinnovamento.